Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Buon pomeriggio dal Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, buon pomeriggio da parte di Mirko Villanova in cabina, o meglio in cabina. Oggi volevo salutare in maniera diversa perché il collega del Gazzettino Marco Mazzocco mi ha detto, prima che io partissi per vacanza, e poi vi dirò dove mi trovo, mi ha detto saluta un po' alla Dan Peterson come faceva una volta. Vi ricordate Dan Peterson quando si collegava a dire Dan Peterson da Chattanooga giù. Vabbè, io quest'oggi sono a Miami in vacanza e quindi però non volevo mancare all'appuntamento con la telecronaca della nostra Eclisse Careni Pivigina, che gioca quest'oggi di fronte al proprio pubblico e sul proprio campo contro la Iulia Sagittaria. Una Iulia Sagittaria che è stata affidata al tecnico Vanni Moscon, è il terzo tecnico che cambia la Iulia Sagittaria in questa stagione e quindi vedremo. Ci si è tornati ad affidare delle mani esperte, della testa esperta di Vanni Moscon, di fare un altro miracolo, un altro salvataggio come fece lo scorso anno appunto la guida sempre della Iulia Sagittaria. La cosa non è nemmeno poi, non so, vediamo perché sarà molto dura, sarà difficile perché Vittorio Falmec in fondo alla classifica con 15 punti, Iulia Sagittaria con 24 al penultimo posto, con 26 troviamo Giorgione e Godigese, anzi Giorgione scusatemi, mentre Godigese e Piovese sono a 28, il Giorgione a 26. Chi ha fatto un autentico miracolo è Rossetto appunto del Giorgione, che ha riportato il Giorgione in linea di galleggiamento e con possibilità o tentativi di salvarsi, vedere di raggiungere questa terzo posto che mi diceva eccole le squadre che stanno per entrare in campo. E allora diamo subito un'occhiata anche alle formazioni che dalla redazione mi hanno fatto arrivare tempestivamente. Allora, mentre vedo Malerba che va a salutare Vanni Moscon, eccolo Vanni Moscon di nuovo sulla panchina della Iulia Sagittaria. Iulia che schiera questo 11: Petracca, Basei, Canacu, Fuxa, Basso, Chiccaro, Morassut, Turchetto, Valerio, Scarpi e Mariutto. In panchina con il tecnico Moscon ritroviamo Nicodemo, Pitton, Casula, Geromin, Manente, Tagliapietra, Raccagna, che è un po' l'ex di turno, giocava lo scorso anno appunto a Pieve, Aica e Mastrantonio. Questo per quanto riguarda la formazione della Iulia Sagittaria. Risponde l'Eclisse con questa formazione. Scusate, Falso, Cazzaro, Tonon, Salamon, Luca, Dallagnol, Gasparini, Bressan, Cotali, Canato, Ianco e Telesi. L'allenatore Malerba porta con sé in panchina Spadetto, Mognon, De Zotti, Del Prete, Faraon, Ravagnan, Pavan, Salamon Mattia e Fogliano.
Arbitrerà l'incontro e li vediamo il signor Ferracin di Bassano, coadiuvato dai signori Golis di Conegliano e Lippiello, sempre di Conegliano. Per quanto riguarda, per quanto riguarda la gara, è una gara importante per ciò che concerne la Giulia Sagittaria sicuramente, ma è importante anche per quanto concerne la formazione di casa che dovrà tentare di raccogliere ancora punti importanti per quanto riguarda il girone e per quanto riguarda la sua posizione di classifica. San Donà in testa con 57 punti, segue il Cavarzano con 51, Borgoricco con 41, il Porto Mansueto di Zoppas è a 40 punti, appaiato all'Arcella. È tutto pronto al di Soligo, inizia la gara con le maglie classiche della Giulia Sagittaria che vede in campo quest'oggi uno degli 11 più interessanti per quanto riguarda la loro rosa, e quindi oggi cercheranno naturalmente di vendere cara la pelle qui a Pieve di Solivo. Intanto per quanto riguarda l'Eclisse abbiamo notato che è rientrato un po' prima di quanto fortunatamente avevano detto Ianco, che è quindi schierato da Malerba con la formazione di casa, appunto l'abbiamo vista poche volte con due punte schierate e sono Canato e appunto Ianco. Adesso c'era il fallo, forse l'arbitro si arriva per fischiare e dare naturalmente la punizione alla formazione ospite, con Scarpi e Morassut sul pallone, sono lì pronti a sistemare il pallone, poi si allontanano un po' tutti, quindi palla che verrà messa in centro area per quanto riguarda la formazione della Giulia. Sistema la barriera, una barriera formata da due uomini per falso, che chiama l'attenzione i suoi giocatori, e allora vediamo questa palla che viene gettata nella mischia, ma il colpo di testa autorevole è come sempre di Canato, che quando è in queste occasioni ritorna appunto nella sua area di rigore per dare manforte alla difesa della sua squadra. Vedete come la ripartenza della Giulia Sagittaria sia stata rallentata notevolmente, non c'è fallo adesso, forse c'era, lo lascia andare, lo lascia correre l'arbitro con Ianco, che mette dentro un buon pallone. Ianco schierato con il numero 10 sulle spalle, perché in tribuna, cioè scusatemi, perché in panchina De Zotti è schierato con il numero 14, un momento particolare anche un po' per De Zotti, che non trova la continuità degli anni trascorsi, degli anni passati. Per quanto riguarda la formazione della Giulia, Vanni Moscon può contare sull'esperienza di Scarpi con il numero 10, che è proveniente dal campionato dello scorso anno con il Vittorio Veneto, però fino ad ora Scarpi sì, ha fatto il suo, però con qualche problemino per quanto riguarda la squadra. Poi alla rimessa in gioco ci va il capitano Morassut con le mani, lancia lungo ancora sulla fascia destra del campo per permettere al numero 9 Valerio di controllare il pallone, poi cercano di mettere ancora un pallone in mezzo. È una Giulia che prova a tenere lontano chiaramente la formazione di casa. Il vecchio Marpione, il vecchio Volpone appunto di Vanni Moscon ha interpretato e sta interpretando questa partita, cerca di interpretarla nel miglior modo possibile per permettere alla sua squadra. Attenzione, arriva Canato, che come sempre è pericolosissimo, tre uomini intorno a lui ce la fanno in qualche maniera a rinviare il pallone, allora palla che può ritornare sui piedi della formazione di casa, con il numero 2 Cazzaro che riparte, cede palla a Ianco che si mette in proprio, prova il primo tiro, ma c'entra un giocatore ospite, quindi palla che viene
giocata ancora comunque di casa, che ha ripreso il pallone, palla che viene gettata dentro ancora su Canato, che viene però anticipato dal numero 5 Basso, poi perde palla in fase difensiva, il rinvio e poi il pallone ancora che viene ribattuto, ma l'ultimo a toccarlo è stato il giocatore dell'Eclisse Carini Pivigina, quindi si riprenderà con Petracca che vedete pallone tra le mani è pronto al rinvio. Sono passati 4 minuti e 21 secondi di gioco, risultato sempre fermo sullo 0-0 qui al comunale di Pieve di Soligo. Cerca di verticalizzare, è costretto ad uscire con i piedi falso, con Gasparini che gli ha lasciato il pallone. Attenzione a Canato, la sua incredibile corsa, mette a terra il calcio, il gol di Canato molto molto bello al quinto minuto di gioco. Canato fa tutto da solo, dalla difesa per Canato che si è letteralmente divorato e mangiato i 3 difensori della Giulia, e quindi c'è il gol per Canato che porta in vantaggio al quinto minuto di gioco la formazione di casa, ed è un cuore quello che manda sugli spalti il giocatore appunto Filippo Canato dell'Eclisse Carini Pivigina. Ha ritrovato una seconda vita, bisogna proprio dirlo, perché a Porto Monsuè non stava facendo bene, problemi soprattutto secondo me, l'ho sempre detto, di non consistenza e non coesistenza con Pozzebon, e quindi qui ha potuto dare il meglio delle sue caratteristiche, cioè soprattutto avete visto questa corsa devastante, questa velocità devastante, e poi fisicamente farsi sentire, e ne ha giovato naturalmente l'Eclisse Carini Pivigina, soprattutto dei gol di Canato. Mancavano in effetti i gol di uno lì davanti, Janko sta giocando un pochino più dietro, come potete vedere anche in queste occasioni, ed è ancora Canato che mette paura alla difesa della Giulia Sagittaria, che deve stare attenta perché è cambiato il risultato. Malerba si alza dalla panchina e sta incitando i suoi per spingerli in avanti, perché abbiamo vissuto e abbiamo visto non lo so Enzo, mi dicono che l'audio è muto, e quindi non lo so, sono stato raggiunto da un messaggio di un collega, mi dicono che l'audio non va. Confermatemi se è così, perché altrimenti stiamo facendo tutto per nulla, e quindi aspettiamo. In avanti ancora la formazione da Giulia Sagittaria, fermata e bloccata, nulla di fatto, ancora con questo pallone che viene conquistato in mezzo al campo dalla formazione di casa. Quindi mi scuso se fino ad ora non si è sentito, ma lo ripeto, stiamo trasmettendo oggi, per quanto mi riguarda, al di là dell'oceano, insomma sono a Miami, e volevamo seguire ugualmente con il commento la formazione dell'Eclisse Carini Pivigina. Adesso speriamo di aver risolto qualsiasi problema, e quindi rieccoci ancora in diretta. Mette a terra molto bene questo pallone Janko, che poi si inciampa e non trova più il pallone, trova in un calcio d'angolo, perché un giocatore della Giulia, che non è particolarmente d'accordo con la decisione arbitrale, dice che l'ha toccata lui per ultimo, e quindi va alla battuta dal calcio d'angolo. Ci vanno Bressan e Cotali. Anche per Bressan si tratta di un ritorno in campo dopo alcune
dopo alcune comparsate in tribuna. Rispetto allo scorso anno sta giocando un po' meno Bressan ed è un giocatore importante per quanto riguarda questa squadra. Mette dentro un'altra bella palla, va proprio lo stesso Bressan a cercare di rigiocarla, ritorna indietro, si riporta in avanti adesso la formazione di casa con Cotali che alza la sfera, la mette in mezzo, il tentativo di colpo di testa, il tentativo di deviare non è riuscito e allora ritorna sulle sue Dall'Agnol che mi pare stia dando un grande contributo anche per quanto riguarda le azioni offensive e soprattutto le azioni sotto rete con i cross e i calcio d'angoli che vengono battuti per la sua testa, in questo caso qui l'ha soltanto sfiorata. In avanti ancora la Giulia che perde pallone un po' a spizzichi e mozzichi, come si suol dire, e palla che viene rigiocata alta adesso con il tentativo di metterla a terra da parte di Valerio, anticipato dal suo diretto avversario, quindi nulla di fatto, esce il pallone, c'è però un signore dalla parte opposta che gentilmente riscaraventa il pallone in mezzo al campo e allora tutto è a posto. Morassut con il pallone tra le mani può giocarla ancora per Scarpi che cercava Morassut e lo trova, poi Scarpi cerca di entrare poi in uscita, ancora una volta la formazione di casa si salva e riesce a capovolgere il tutto dalla parte opposta, corre il giocatore della Giulia cercando forse pensava anche lui che la rimessa in gioco fosse per l'Eclisse, invece tocca favorevolmente per la Giulia, appunto alla Giulia stessa. In avanti la Giulia che butta via e spreca con questo pallone il gioco che tentava di fare dalla linea di Mezzaria. In avanti ancora pallone che viene giocato dalla linea difensiva dell'Eclisse con Cazzaro indietro pallone perché ha chiuso ogni varco la formazione di Vanni Moscon. C'è Dall'Agnol che va su Falso che sventaglia in avanti, però poi palla sul terzo tocco, non precisa, palla che termina in fallo laterale e allora vi ricordiamo il risultato: 11 minuti di gioco qui al Comunale d'Agosto di Soligo con Canato, il solito Canato che ha portato in vantaggio la sua squadra con un bellissimo gol che ha dato il vantaggio alla formazione di casa. Attenzione alla formazione di casa che adesso non deve farsi soprattutto chiudere come fece in casa sempre con il Vittorio Veneto, si fece rimontare con il gol e poi non riuscì nei minuti finali a rimpattare la partita, permettendo alla formazione di Mauro Conte di strappare 3 punti importantissimi per la sua classifica. Poi per carità sono serviti e stanno servendo un po' pochino, però insomma era tanto per sottolineare in quella giornata una prova un po' opaca della formazione di Malerba. Opaca forse non è il termine giusto, diciamo che fu un primo tempo molto interessante, molto bello, giocato anche bene. Nel secondo tempo poi la formazione sembrava essere rimasta proprio completamente negli spogliatoi e ne approfittò il Vittorio Veneto. Ma ritorniamo a questa gara con l'uscita in scivolata a terra di Basei che spezza il gioco della formazione di casa, che riprende palla però con Canato che ha i guanti addosso, quindi immagino faccia piuttosto freschino o quantomeno soffra di freddo alle mani. Rimessa in gioco di palla ancora con Canato e con Ianco che vengono anticipati, poi palla in fallo laterale, 12 minuti e 55 di gioco, 1-0 il risultato, mancano i palloni, infatti l'arbitro sta sottolineando questo, sta chiedendo alla panchina appunto dell'Eclisse di velocizzare la raccolta del pallone e far arrivare il pallone appunto al suo giocatore che è Cazzaro. Rimessa in gioco lunga di Cazzaro, c'erano state un po' di critiche su di lui per la partita
con l'Arcella, dove spalancato con un suo errore appunto la porta e ha dato la possibilità di vittoria all'Arcella. Attenzione, mette dentro, questa palla non arriva, lo chiamava e lo potete vedere anche adesso con le mani larghe, era Canato che voleva palla in mezzo, palla che però non è arrivata perché si è spenta sulle gambe di un giocatore della Julia con il conseguente poi la conseguente ripartenza della formazione. Ancora Morassut con il pallone tra le mani cerca di portarlo via Valerio che subisce il fallo, vediamo, no, non tiene il pallone, palla che termina in fallo laterale, palla che viene toccata dallo stesso Valerio, e c'è Tonon che la rimette in gioco, Tonon che fa viaggiare la formazione di casa, molto bella sulla linea dei sinistra, più o meno identica l'azione al 14° minuto di gioco per Canato. Ancora Canato pescato sulla verticale e naturalmente sulla parte sulla parte sinistra del campo con un tiro che termina alto sopra la traversa per un'altra bella azione della formazione di casa e di Canato in questo caso. Cerca di manovrare il numero 2 Cazzaro che perde palla all'altezza della mediana, la palla viene verticalizzata ancora dall'Agnol che va di testa ad appoggiare su Falso e Falso controlla. Falso che sembra aver trovato continuità. Vi ricordo che Malerba dall'inizio del campionato così aveva cominciato facendo giocare prima uno per l'altro, poi da parecchio tempo, diciamo da alcuni mesi forse, Falso ha trovato il, il verbo giusto e quindi è lui il numero uno al momento della formazione di casa. Ancora una bella azione sulla fascia sinistra del campo che permette di scendere a Gasparini con questa palla che viene messa dentro. Adesso in due si portano via il pallone, Tonon che anticipa in malo modo il giocatore Canato che non si ritrova più il pallone ed è ancora una occasione persa, sempre sulla fascia sinistra del campo. Ancora la compagine di casa che cerca di guadagnare spazio e campo, lo fa guadagnando una punizione Filippo Canato che come vedete si alza e si allontana dalla posizione dove ha subito il fallo. Si allontanano anche Basso e Morassut che piazzano la barriera un pochino più distante, anzi la piazzano Morassut e Scarpi che sono lì un pochino più vicino. L'arbitro adesso chiaramente li inviterà ai 9:15, eccolo lì che sta contando i passi. 9:15 con due uomini in barriera chiesti da Petracca e sono Scarpi e Morassut, quindi vediamo che cosa sceglierà di fare con questa battuta Cotali. Cotali guarda la posizione dei suoi in mezzo all'area, la scodella, vanno per le terre un po' di giocatori in mezzo all'area, poi rompe tutto Salamon con un tiraccio, però vediamo se l'arbitro aveva fischiato il fallo in mezzo all'area oppure se fa continuare nella stessa maniera. Non c'è stato fallo, ha lasciato andare, quindi uno scontro di gioco normale. Ancora la Giulia che mette in verticale questo pallone, poi tutto a girare sulla fascia destra del campo. È una bella palla questa di Morassut messa dentro al 17° minuto di gioco. Morassut prova ad inventare qualcosa dalla destra per i suoi attaccanti che non arrivano, sono anticipati dalla difesa dell'Eclisse Carini Pivigina. Ancora difficoltà per impostare questa azione, lo prova ad impostare in maniera con un lancio lungo su cui interviene un difensore della compagine della Giulia Sagittaria che mette palla in fallo laterale. Allora con le mani la compagine di casa con Luca Salamon poi in mezzo per andare sulla fascia destra del campo, Cazzaro
la scodella, ma non è giusta per Janko, che si arrabbia un pochino, un po' con se stesso, un po' con questo lancio di Cazzaro, e allora la palla è tra le mani di Petracca, che prova a rinviarla lunga con il piede, e in effetti è un rinvio lungo dove Valerio cerca di metterla a terra, non ci riesce, palla che viene riconquistata dalla compagine di casa, che effettivamente dopo alcuni minuti in cui la Julia aveva provato a tenere lontana la formazione di Malerba, poi ha dovuto subire sicuramente la pressione maggiore e attenzione, può provare a ripartire, non ci riesce perché Cotali si inserisce molto bene anche dalla parte opposta, rischioso questo giro palla indietro di Bressan, però è andata bene e allora può spingere Tonon sulla fascia sinistra del campo, Tonon che guarda per la sistemazione dei suoi, poi ritorna sui suoi passi, palla a Salamon che la fa girare ancora in mezzo al campo, trova Cazzaro che allora va sulla fascia destra del campo con il numero 7 Bressan che si mette in proprio, bella questa palla, bello questo tocco di Janko per tentare il tiro al volo di Cazzaro, ma poi il tiro al volo lo trovano ed è il gol, il raddoppio al 19esimo minuto di gioco. E allora Nicolò Telesi va a timbrare il gol che vale il raddoppio per la formazione di casa ed è stata una bella azione, condotta molto bene dai difensori prima centrali appunto dell'Eclisse e poi da centrocampo, e poi giocata via, ha voluto che Cazzaro potesse entrare a provare il tiro, non ha trovato il tiro Cazzaro, ma l'ha trovato Telesi, che era bene appostato, e ancora palla nell'angolino o nell'angolino sinistro. Per quanto riguarda la porta difesa da Petracca non c'è arrivato e c'è il 2-0 per la compagine di casa, che quindi mette al sicuro, insomma, però ripeto, bisogna stare attenti con i cali poi di attenzione a cui Malerba ci diceva 15 giorni fa, piuttosto arrabbiato, piuttosto contrariato, dopo un secondo tempo in cui la squadra era completamente sparita. Attenzione a Falso che è fuori dai pali, però insomma si può permettere anche questo in questo momento, pieno regime e pieno controllo della gara da parte della formazione di Malerba. Eccolo qui, mani dietro la schiena per Vanni Moscon, a cui è chiesto un altro miracolo, però ripeto, posizione di classifica piuttosto complicata, situazione di squadra piuttosto complicata ancora, e quindi vedremo quello che potrà fare e saprà fare Vanni Moscon. Vi ricordo che in settimana, appunto la settimana scorsa, la formazione della Giulia Sagittaria doveva prendere nota delle dimissioni di Soncin e di tutto lo staff tecnico, e quindi ci si è riaffidati alle cure e alla mano di Vanni Moscon. Con le mani per giocare questa palla che rimane lì all'altezza della bandierina, rinvio poi di Salamon, lancio lungo che non trova nessuno dei suoi, trova soltanto giocatori della formazione della Giulia Sagittaria, formazione di Concordia Sagittaria. Viene in avanti, ancora va per le terre, ma non c'è assolutamente nulla perché ha controllato molto bene con il corpo il difensore Gasparini della formazione di casa. C'è Falso con il pallone tra le mani, dovrà metterlo appunto sull'angolo per la battuta, e poi il rinvio della palla. In piedi mister Malerba, palla che arriva oltre la metà campo, si alzano in due con Janko che va per le terre. Vedo che Janko però
nonostante il problema al setto nasale, non gioca con una mascherina, quindi probabilmente o non è stato così grave l'infortunio di un paio di settimane fa e quindi magari non era una frattura del setto nasale, e quindi sta giocando perfettamente, sta giocando tranquillamente. In questo caso, eccolo andare al colpo di testa, nulla di fatto perché il colpo di testa non trova soluzione, viene in avanti sulla ripartenza del portiere Petracca, la formazione della Julia che viene bloccata adesso da un fallo ed è un richiamo per Valerio, mi pare, no, il numero 8 è Turchetto, il numero 8 della Julia che viene richiamato verbalmente soltanto dall'arbitro, che lo ricordo è il signor Ferracin di Bassano del Grappa, coadiuvato da da un doppio segnaline di casa conegliano, ovvero Golis e Lippiello. Non ci sono stati problemi fino ad ora per l'arbitro, quindi presumo che la partita non ne creerà. Si è messa bene per quanto riguarda la compagine di casa, che adesso prova ad arginare il tentativo di Valerio, che è molto vivo lì davanti, tra l'altro, però non riesce a superare la difesa degli avversari. Palla che viene bloccata con il numero 3 Tonon, che va indietro tutta ancora da Falso che la sistema, trova il rinvio di poco oltre la metà campo con Janko che non riesce a conquistarla. Può ripartire ancora una volta la formazione di casa con il fuorigioco di Canato, che in effetti si è guardato un po' intorno, dice non ce l'aveva nessuno, ci ha provato, l'arbitro, o meglio il guardialine, alza la bandierina, ferma il gioco e permette alla formazione della Julia di ripartire dopo con la compagine che affida palla a Morassut, che sulla fascia destra del campo cavalca e va a servire Scarpi per Morassut ancora, che alza la testa, mette dentro questo pallone piuttosto insidioso e piuttosto brutto per quanto riguarda la difesa e la retroguardia di casa, che trema un pochino. Queste cose chiaramente non piaceranno a Malerba, perché c'è un po' di tranquillità, forse troppa tranquillità nel controllare questi traversoni che arrivano soprattutto dalla destra, soprattutto dalla parte di Morassut, che sta impensierendo appunto la difesa e la retroguardia di casa. Buono questo tentativo di dietro avanti, non riuscito Morassut, e allora ci riprova, mette tutto lì, la tocca involontariamente perché non voleva toccarla Cazzaro, poi palla che è costretto a metterla in fallo laterale per evitare il calcio d'angolo, a prendersi il pallone tra le mani Mariutto che va alla ricerca di un compagno libero a cui affidare il pallone, si fa vedere Scarpi, eccolo che riceve, Scarpi che mette a terra il pallone, Mariutto ha due uomini davanti, la cede molto bene a Scarpi che altrettanto la mette dentro. Molto interessante questo pallone su cui fortunatamente per la difesa dell'Eclisse Carini Pievigina non si fionda nessuno. In avanti la compagine di casa che prende palla, cerca di manovrarla con l'aiuto di Telesi che vuole lanciare lungo. Telesi è il marcatore del secondo gol del raddoppio della compagine di mister Malerba. Morassut, palla ancora manovrata dalla Julia, persa, si ridà in avanti con pallone che viene rimesso in gioco, ma è ancora padrone del pallone la Julia. Si alza adesso la squadra di mister Malerba con avete visto Canato che è andato a pressare altissimo il portiere di suo rinvio, nulla è servito perché Morassut sulla fascia destra del campo ci sta dando dentro e ci sta proponendo con numerosi affondi, palla che viene allontanata da Gasparini, lontana, però palla che termina fuori. Allora Basei con le mani la blocca, la prende e la cede al suo compagno ben oltre la linea di metà campo, perché la palla è di Morassut. È quasi sempre il capitano Morassut a portare palla in avanti cercando
Valerio o Scarpi. Scarpi adesso torna indietro perché non c'era spazio e allora 28 minuti di gioco, 2-0 per la compagine dell'Eclisse Carini Pivigina sul proprio campo contro la Giulia Sagittaria. Palla ancora un po' confusionaria che viene fatta girare sulle linee da parte della Giulia, palla che poi viene perduta malamente, lancio lunghissimo in avanti, tutto sbagliato, nulla di fatto per quanto riguarda la compagine di Vanni Moscon che comincia un po' ad agitarsi sulla panchina della Giulia. Con le mani l'Eclisse, Bianco la fa proseguire per Canato che ha sbagliato il passaggio, poi si era un attimo arrabbiato con Telesi perché forse doveva venire incontro, adesso è Telesi che sbaglia il passaggio su Canato. È molto pericolosa la formazione di casa quando riparte in questo frangente e con questo frangente naturalmente di campo, quindi molto bene per quanto riguarda il modo di giocare lì davanti, e posso dire che avendo visto anche poche volte già la coppia, c'è un calcio d'angolo, intanto c'è un calcio d'angolo per la Giulia, è il secondo calcio d'angolo per la Giulia, mentre mi pare che ne abbia battuti due anche la formazione di casa. Vi dicevo, c'è questa possibilità di giocare c'è questa possibilità di giocare questi palloni in maniera interessante lì davanti, e quindi lo stanno facendo Ianco e Canato. Vi dicevo, l'abbiamo vista poche volte questa coppia, ci avevano detto che si trovavano molto bene in allenamento, l'abbiamo vista poche volte perché Ianco quando hanno giocato una partita insieme, ma poi si era fatto male, quindi c'era questa possibilità, anzi non c'è stata più la possibilità di vederli insieme. Oggi diciamo decisamente meglio, però attenzione, insomma, prendiamo con le pinze questa prova, perché la Giulia purtroppo per Vanni Moscon, che è un amico, è in situazione piuttosto precaria e piuttosto difficoltosa. Murassut intanto, che sembra essere uno di quelli, oltre che essere il capitano, sembra essere uno di quelli che non vuol mollare la barca, e allora trova Scarpi che gli riceve la palla, ancora indietro il pallone, 30 minuti e 57 secondi di gioco con il 2-0 che mette bene le cose per la formazione di casa. Attenzione a Canato che è strattonato e tirato la maglietta, ma non riesce a liberarsi questa volta, allora può partire ancora la formazione di casa, poi viene bloccato il tentativo di andare in avanti da parte della Giulia, gambe tese un po' a destra e a sinistra, in questo caso rimangono a terra due giocatori della partita, uno è il numero 4 Salamon che si è già alzato, e l'altro è il numero 8 Turchetto della Giulia che si rialza adesso ed è pronto a far ripartire i suoi. Vedete ancora lì sullo sfondo Vanni Moscon, mani dietro la schiena per controllare i suoi. È un momento chiaramente difficilissimo per la Giulia, che si è salvata lo scorso anno proprio grazie a Vanni Moscon, ai danni del Lia Piave, lo ricordiamo, ai danni del Lia Piave guidato in quell'occasione da Mauro Conte, e Vanni Moscon fece veramente un miracolo in quel di Concordia Sagittaria. In quel di Concordia Sagittaria si è cercato di lavorare bene per allestire una buona rosa in questa stagione, poi non lo so, io sono contrario, diciamo così, agli esoneri di allenatori o cosa, perché insomma la squadra è quella, se ce l'hai punti verso l'alto, se non ce l'hai c'è sempre qualche difficoltà, però insomma tre allenatori sono passati sulla panchina della Giulia quest'anno, e quindi vedremo quello che farà e concluderà, immagino, Vanni Moscon. C'è punizione da posizione piuttosto pericolosa anche, in effetti Falso ha piazzato 5 uomini, poi ci sono 2 uomini davanti alla barriera di casa con Bressan che cerca di tenerli lontani, palla che però
si perde abbondantemente sul fondo, sorvolando abbondantemente, scusate la ripetizione, la traversa, nessun problema per Falso che quindi è pronto al rinvio con i piedi, vuole che la squadra salga mentre si fa vedere Cazzaro indietro che viene a prendersi il pallone. Cazzaro che alza la testa, sventaglia in avanti per trovare Ianco o Canato, nessuno dei due, palla che viene data ancora al solito Morassut che per il momento sta spendendo veramente tanto di polmoni. Una bella occasione di Morassut, lo merita perché al 33esimo minuto di gioco Morassut si mette in proprio un tiro su cui para il portiere di casa molto molto bene in angolo tra l'altro, quindi terzo calcio d'angolo per la compagine di Vanni Moscon della Giulia Sagittaria, poi sul conseguente calcio dalla bandierina nessun problema, palla che viene raccolta con le mani dal portiere Petracca, dal portiere, scusatemi, Falso in uscita alta senza grossi problemi. Cazzaro, brutta questa sventagliata, palla un po' difficoltosa da mettere a terra, però è bravo in questo caso Telesi a raccogliere palla e a tenerla e a guadagnare una... no, non è per lui la rimessa in gioco con le mani da parte della Giulia, netto anticipo su Valerio che va per le terre, ma l'arbitro dice che si può continuare, poi erroraccio di Scarpi che perde palla a metà campo e poi deve rimediare in qualche maniera il compagno e c'è la prima ammonizione, si scusa il giocatore numero 4 che è Fuxa, altro elemento importante della rosa di Vanni Moscon, un giocatore che è arrivato, se non erro e se non sbaglio, a giochi già fatti, è arrivato in corsa pensando che il giocatore potesse portare esperienza e sicuramente l'ha portata e fare girare un po' la squadra. Così forse non è stato del tutto. È chiaro che un uomo non può competere, non può fare miracoli, quindi vedremo quello che succederà. Intanto sulla palla c'è Cotali che è pronto a servire dentro e a scodellare il pallone a fianco a Gasparini, ma penso che metterà dentro il pallone, ha tentato il tiro addirittura, o quantomeno ha tentato un tiro che magari potesse toccare qualcuno tra difensori e attaccanti e creare qualche problemino a Petracca. Così non è stato e sono 36 minuti di gioco, quindi 9 al termine dei primi 45 minuti di gioco e che vede qui al D'Agostin di Pieve di Soligo il vantaggio per 2-0 della formazione di casa. C'è un groviglio di uomini, era Scarpi che aveva tentato di prendersi il pallone, poi ripartenza immediata dell'Eclisse Carini Pievigina, non riesce a tenerla il numero 7 Bressan, palla che sfila proprio davanti agli occhi di Vanni Moscon, davanti alla sua panchina, con Bressan che è finito quasi all'interno della panchina. Buono Cazzaro che tocca bene per Cotali che prova a liberarsi, ci riesce, va giù sulla fascia destra del campo, poi si ferma, torna indietro ancora per il numero 7 in maglia bianca Bressan, Cazzaro si mette in proprio, prova ad andare avanti mentre il Dolo ci dicono è in vantaggio sulla Piovese, sul campo della Piovese per 1-0. Poche realizzazioni per il momento, squilla poco il mio Drin personale per sapere i risultati dagli altri campi e quindi poi lo aggiorneremo man mano che arriveranno. Falso fuori dai pali, guarda lui la posizione dei suoi giocatori, dei suoi compagni lì davanti, trova Ianco, poi arriva come un razzo il solito Canato anticipato dall'azione difensiva della Giulia Sagittaria, prova a spingere ancora la formazione di casa con il giocatore numero 2 Cazzaro che si fa fermare, prova a ripartire Valerio fermato anche lui e allora adesso c'è Dall'Agnol che esce dall'area di sua competenza, va indietro, rischia Cotali, rischia e poi un po' furbescamente o un po' sfruttando l'esperienza va per le terre su questo fallo che gli commette il giocatore della Giulia Sagittaria. Punizione
e vediamo se si incaricherà il numero 2 Cazzaro. No, arriva dalle retrovie Falso a spingere avanti i suoi con Malerba, come potete vedere, davanti alla propria panchina, che dà indicazioni di dove vuole la sistemazione dei suoi giocatori, e lì davanti Ianco e Canato fanno veramente paura. Mette palla proprio in mezzo tra Ianco e Canato, non la beccano nessuno dei due, la palla è indietro cercando di allontanarla, la palla è là, adesso un flipper di testa con la palla che viene riconquistata dalla formazione di casa, si invola Bressan, palla che vediamo se ha riconquistato, se ha conquistato no, non ha conquistato il calcio d'angolo, quindi la palla viene toccata da Bressan, che era finito fuori oltre la linea, e quindi la palla che aveva cercato di rimettere dentro e di far toccare al suo avversario era terminata già abbondantemente fuori. 39 minuti di gioco con questo pallone che viene controllato e dato sulla fascia destra del campo al solito Morassut, che nonostante la sua corsa, nonostante i chilometri fatti fino ad adesso, non ha portato grandi gioie in casa Giulia. Pallone lungo ancora messo per Basso che lo controlla, poi Kanaku, sventagliata in avanti, sempre per Morassut che è sempre lì, spina nel fianco della fascia destra. Sì, attenzione, no, l'arbitro non vede niente, va per le terre Turchetto che si lascia andare. Forse adesso c'è una chiacchierata tra Dall'Agnol e Turchetto, con Dall'Agnol che deve essere andato a dirgli qualche cosina, insomma non ti buttare, cose di questo tipo, perché probabilmente non era successo nulla, l'arbitro era piazzatissimo, ha visto bene, e allora adesso dalla parte opposta ci prova ancora Bressan che attende l'arrivo di Ianco che dà a Cazzaro che si fa bloccare il tentativo di rinvio, però poi ancora Ianco che mette dentro un pallone bello, si arrabbia solo Canato perché lo voleva un pochino più corto per lui, invece la palombella è andata a superare la testa di Canato, palla messa a terra dalla parte opposta da Mariutto e prova a liberarsi, non trova però lo spazio e gli mette in fallo laterale il difensore in maglia bianca con bordini rossi dell'Eclisse, Cazzaro. Alla terra ancora, avanti, può metterla, attenzione, rinvio lungo ad allontanare la paura, con Basso che stoppa tutto, va dalla parte di Basei per provare a spingere e riportare avanti i suoi. Morassut, sempre lui, indietro Kanaku, Basso, prova a ragionare in mezzo al campo con il numero 11 Mariutto che perde questo pallone, permette alla Eclisse di ragionare, di buttare avanti, però perdendo ugualmente la sfera, e allora viene fuori Petracca dai pali per sostenere i suoi con Basei che vuole il lancio lungo filtrante, però attenzione, la palla, poi arriva Valerio che non è stato un fallo voluto. Chiaramente quelli dell'Eclisse, Dall'Agnolo in particolare, voleva l'ammonizione per Valerio, ma Valerio ha solo allontanato il giocatore, il portiere appunto Falso dell'Eclisse, quindi pronto Falso al rinvio oltre la metà campo. Vediamo se il pallone va ben oltre la metà campo. C'è un grido straziante che ho sentito anch'io da qui oltreoceano di Fuchsa, mi pare, che è rimasto a terra lamentandosi un contatto con Ianco che ha aperto sicuramente l'alettone. Deve aver colpito Fuchsa, sulla bocca, perché adesso con l'aiuto tra l'altro di Ianco ha tolto le mani davanti al volto e si sta controllando con l'ausilio anche del massaggiatore. Ianco è lì a controllare perché il fallo effettivamente era involontario. Fuchsa
è andato per le terre, deve uscire chiaramente perché è entrato il massaggiatore e deciderà l'arbitro, il signor Ferracin di Bassano. Intanto c'è il vantaggio del solito De Stefani del San Donà che a Mansuet porta in vantaggio appunto la capolista San Donà, sempre il solito De Stefani a trascinare i suoi 1-0 e il Giorgione va sotto con il Cavarzano. Per il momento c'è il gol di Omoreghi, 1-0 per il Cavarzano, quindi botta e risposta in vetta alla classifica con davanti a tutti il San Donà, poi al secondo posto c'è il Cavarzano. Palla a terra, attenzione, fortunatamente è andata bene perché si sono quasi scontrati di volto i due giocatori, uno da una parte e uno dall'altra. Prova a ripartire la compagine di Vanni Moscon con questo tentativo di uscita adesso dalla palude della attenzione della difesa con Dall'Agnol che spezza tutto, butta in avanti. Adesso forse ci si aspetta soltanto il duplice fischio dell'arbitro per mandare tutti negli spogliatoi a riposare un po' e a prendersi qualcosa di caldo. Con palla che va indietro, arriva tra le braccia di Falso, visto già che c'è fuori la lavagnetta con Lorenzo Casagrande, il DS appunto di casa, che segnalerà al pubblico presente e anche a noi in questo caso quanto si giocherà in più in questi primi 45 minuti regolamentari. Secondo me un paio di minuti potrebbe anche averli. Sì, eccolo qui, 2 minuti di recupero nel primo tempo, quindi si giocherà fino al 47esimo minuto di gioco con la partita che è incanalata nella maniera giusta per quanto riguarda la compagine di casa, che per il momento è in vantaggio per 2-0 qui sul campo di casa al D'Agostin di Pieve di Soligo, un D'Agostin che in settimana ha ospitato in orario serale anche l'altra formazione di marca Eclisse, diciamo il Barbisano Eclisse, che ha vinto contro il Legnaro una semifinale di Coppa Italia dilettanti, chiaramente Coppa Italia di categoria, che trascina così il Barbisano in finale. E quindi complimenti al presidente Enrico D'Agostin e all'entourage naturalmente del Barbisano, sponsorizzato da Famiglia De Faveri e dalla Eclisse, diciamo, con il marchio anche in questo caso sulle maglie del Barbisano. Complimenti. 46 minuti di gioco, 1 al termine, Godigese in vantaggio con Fantinato che trascina il vantaggio della Godigese sul Vittorio Veneto. Godigese che ha bisogno assoluto di punti, mentre c'era un piccolo battibecco tra Malerba e la panchina dall'altra parte, mi pareva, oppure Malerba sta protestando con il guardialine sotto la tribuna. Palla che viene allontanata, mancano una ventina di secondi, vediamo questa palla che adesso veramente non c'è gioco. Attenzione però, perché dalla parte opposta c'è non Canato ma c'è Bressan che va al tiro e costringe proprio allo scadere al 46esimo minuto di gioco. Bressan al tiro ancora dalla destra, ancora dalla sinistra, scusatemi, con parata e deviazione in angolo del portiere. Quindi un'altra bella azione della formazione di casa che quando riparte in questa maniera è veramente devastante in velocità. Calcio d'angolo e il terzo anche per la compagine di casa. C'è Cotali che batte questo pallone, lo mette in mezzo, c'è di nuovo una uscita da parte del portiere Petracca e c'è il raddoppio anche del Cavarzano sul campo di Castelfranco Veneto con il Giorgione 2-0. Qui la partita termina per quanto riguarda Pieve di Soligo. Al D'Agostin di Pieve di Soligo i gol sono arrivati al quinto minuto di gioco con Canato e poi il raddoppio al 19esimo con Nicola Telesi. Bene, io cedo la linea allo studio, poi rientreremo, lo ricordo,
oggi stiamo trasmettendo al di là dell'oceano da Miami, e qui abbiamo voluto essere presenti ugualmente con le nostre parole. Speriamo di farvi cosa gradita, grazie anche alla regia di Vincenzo Russo in cabina di regia. E poi allora andiamo a fermarci un attimino. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Rieccoci collegati con il D'Agostin di Pieve di Soligo per il secondo tempo che sta per iniziare. Vedete le squadre che rientrano in campo agli ordini del signor Racin Bassano, adiuvato dai signori Golis e Lippiello di Conegliano. Punteggio di 2-0, quindi favorevole alla compagine di casa per l'Eclisse Canini Pievegina, che ha trovato il gol al quinto minuto di gioco con Canato, che ha sfruttato un ottimo lancio partito dalle retrovie per andarsene poi tutto solo a beffare il portiere della Giulia Petracca. Al 19° minuto del primo tempo Nicola Telesi raddoppio di casa con un'altrettanto bella azione che è stata un po' globale e totale da parte di tutta la squadra. Sta per ricominciare il secondo tempo, altri 45 minuti di gioco sui vari campi che sono collegati con noi. Abbiamo visto e avete potuto vedere, insomma, avete potuto sentire che il San Donà è in vantaggio per quanto riguarda la formazione di Testa. Riparte la gara intanto qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, palla che viene manovrata dai giocatori di casa in bianca con i rossi, con un'azione che adesso incomincia dalle retrovie, il colpo di testa da parte di Canato. Nulla, palla che viene riconquistata dalla compagine ospite che getta in avanti, ma la palla si perde tra i piedi di Falso, che è pronto al rinvio lungo di Falso. Vediamo se riesce a pescare
La palla lì davanti ancora con la coppia centrale, attenzione, Canato che prova ad andare al tiro, non ci riesce perché la difesa blocca tutto molto bene, palla che viene data fuori, persa, e allora la ripartenza della squadra di Vanni Moscon con il solito Murasut, che veramente non ha mai smesso di correre in questa partita. Palla che viene a colpire quasi a freddo la giocata della compagine di casa. C'è il gol che porta ad accorciare, ed è il numero 8 Turchetto, che al primo minuto di gioco Turchetto porta sul 2-1 la situazione, la partita. Un tiro da fuori che non sappiamo se abbia sorpreso il portiere di casa falso, oppure se abbia sorpreso, in questo caso piacevolmente sorpreso per quanto riguarda Vanni Moscon, appunto la possibilità di allungare e di poter in partita. Viene in avanti ancora la compagine di casa con il numero 10 Janko, che serve il suo compagno di linea Canato. Janko che aspetta che Canato vada a posizionarsi in mezzo all'area per cercare il traversone per trovarlo di testa. Non ci riesce, che lontana malo modo, ma realisticamente anche in maniera perfetta da parte di Basso, che allunga, quindi può concedere palla al giocatore in maglia bianca con il numero 3 sulle spalle, ovvero Tonon, che deve stare attento anche ai giocatori della propria squadra che si stanno allenando. Cercava di trovare il passaggio filtrante Janko, non c'è riuscito. Partita che comunque è riaperta dal primo minuto di gioco del secondo tempo, partita che sembrava definitivamente chiusa per quanto concerne la compagine della Giulia. Invece con questo gol di Turchetto c'è la riapertura dei giochi, quindi deve stare attenta la formazione di casa, perché ancora per l'ennesima volta il rientro dagli spogliatoi non ha portato l'attenzione giusta, l'attenzione che deve avere una squadra che sta vincendo per 2-0, che deve controllare la partita. Devo dire che appunto è mancata un po' ancora una volta la concentrazione in questa partita e in questi primi frangenti importanti di secondo tempo. Viene in avanti ancora la formazione dell'Eclisse, pallaccia che viene però toccata in qualche maniera da un giocatore dell'Eclisse, e quindi palla che va al solito Morasut, il capitano della Giulia. Si gira bene, va dentro questa palla, ancora Morasut in appoggio, vorrebbe il pallone da parte di Scarpi, che però la mette dentro. Interessante anche questo lancio e questo rasoterra. Deve pensare a qualcosa Malerba, perché in questo caso sta rischiando forse troppo. È un buon momento per la formazione della Giulia, deve stare attento. Allora mette a terra palla ancora la formazione di casa, con il tentativo di andarsene sulla fascia destra del campo con il numero 2 scende ancora uno contro uno, uomo contro, poi la palla viene perduta, la riguadagna ancora Cazzaro sul fondo, viene fermato da Kanaku che gli mette palla in fallo laterale, l'ha toccata anche, però poi si riprende a giocare con palla riconquistata da Scarpi. Molto bravo Scarpi a tenere palla e a far giocare i suoi. Non altrettanto invece questo rinvio lungo, che non sortisce effetti. Viene a riprendersi il pallone ancora la Giulia per gettarla in avanti un po' alla disperata, per allungare la formazione di Pieve di Soligo appunto dalla propria area. Con le mani una rimessa in gioco per un fallo, forse in uscita, l'arbitro lascia correre. Si può continuare a giocare con ancora in avanti la formazione di casa, palla che non gira dalla parte opposta come voleva Malerba, inquadrato dalle nostre telecamere, con ancora un tentativo di riportare palla in avanti. Si è velocizzato il gioco con un po' di passaggi, però sta cercando naturalmente di riportarsi in vantaggio in maniera di sicura la formazione di Malerba. Palla gettata in malo modo su Canato, che non è riuscito a ricontrollarla, e allora può ripartire ancora una volta la formazione della Giulia.
Giulia con questa palla messa dentro la stoppa di petto molto bene, poi c'è in uscita il fallo di un giocatore della Giulia Sagittaria, era il numero 8 Turchetto, l'autore del gol che ha riaperto il match, che terra un difensore della Eclisse ed è il numero 5 Dall'Agnol, che stenta a rialzarsi e adesso si rialza, può trovare naturalmente ad impostare il gioco sui suoi compagni, lascia il pallone a Gasparini pronto al lancio lungo in avanti per il numero 8 Cotali per trovare Tonon sulla fascia sinistra del campo, viene a prendersi palla Canato che poi la perde, deviazione, palla in fallo laterale con la ripresa del gioco affidata ancora alla formazione di casa, che rallenta chiaramente il ritmo perché ha capito che la Giulia sta approfondendo lo sforzo principale in questo secondo tempo, e quindi è partita bene, l'ha messa altrettanto bene perché ha riaperto la partita, ha riaperto il match sul 2-1, quindi abbiamo la possibilità di vedere 45 minuti di gioco piuttosto interessanti che l'Eclisse deve cercare di controllare per portare a casa 3 punti importanti e toglierli naturalmente all'Eclisse e toglierli naturalmente alla compagine della Giulia Sagittaria. Fallo in mezzo al campo, va per le terre il giocatore numero 8 Cotali. Oggi una buona prova per Cotali, di solito mi ero sempre trattenuto un po' dal dire che Cotali, giocatore di esperienza, giocatore che può effettivamente prendere in mano il gioco, la sua deve, però fino ad ora ha fatto in poche occasioni, adesso sta dimostrando un pochino più di continuità, quindi è una nuova marcia in più per quanto riguarda Malerba. Viene in avanti la formazione di casa con il fallo, poi in uscita aveva conquistato palla il giocatore Basei, anzi era Kanaku che provava a portare palla, è stato atterrato, fermato, e quindi si può ripartire con una punizione, fallo che mette palla che mette lì davanti ancora, ma viene controllata facilmente senza problemi da falso. Il portiere della compagine di casa ancora in avanti cercando di muovere questo pallone da una parte all'altra del campo, però ci sono anche in questo caso numerosi sbagli, numerosi palloni che finiscono in malo modo o da una parte sbagliata o sui piedi dell'avversario. Viene in avanti ancora Cotali che prende palla in mezzo al campo, Cotali che la fa giocare per Janko che si gira e si destreggia bene, va sulla fascia destra del campo ma termina fuori abbondantemente a lato il pallone, e allora sale ancora la Giulia che sembra volerci credere e sembra voler naturalmente tentare di raggiungere il pareggio. Formazione di casa che blocca con Canato che poi ha cercato di far viaggiare Bressan, palla tra i due che non va a compimento, si arrabbia un pochino con se stesso Canato che adesso è bravo a trovare dalla parte opposta molto molto bene il gioco che va da destra a sinistra. Intanto Porto Mansuet e San Donà pareggiano, ci pensa Berardi con un calcio di rigore al 53esimo a riportare in parità la sfida. Porto Mansuet e San Donà 1-1 per il momento, con sempre il Cavarzano in vantaggio poi in quel di Castelfranco Veneto contro il Giorgione. Mette a terra il pallone, prova a girarsi il giocatore della Giulia, non ci riesce, allora riparte Cotali ancora a trovare prima aveva cercato lo scambio vicino, cioè, sto guardando e sto sorridendo a questi falli che forse aveva commesso il giocatore Basei su Janko, che poi manda al diavolo da lontano appunto la decisione arbitrale. Deve stare attento su queste cose. Il lancio lungo ancora brutto
per la Julia, non serve a nulla, serve soltanto a far rallentare il gioco ancora una volta per la compagine di casa. È Falso che mette in linea e prova a lanciare i suoi, chiama palla dalla parte sinistra, eccolo qui che riceve, ed è il numero 3 Tonon che cerca, questa è brutta, questo è un brutto fallo del numero 2 Basei, che è andato ancora una volta pesantemente su Janko. L'arbitro non è di questo avviso, probabilmente ha fatto paura soltanto il fallo. L'arbitro ha lasciato correre, è andato addirittura a rimproverare in panchina Malerba, che aveva protestato perché voleva un'ammonizione sicuramente ai danni di Basei. Così non è stato, e allora si continua a giocare con palla persa dalla formazione di casa, mentre c'è un cambio che verrà effettuato, mi pare, perché vedo già con la lavagnetta pronta a mandare sul campo un giocatore. La prima sostituzione sarà della Giulia Sagittaria. La prima sostituzione sarà della Giulia Sagittaria, che probabilmente tra poco effettuerà la prima mossa sul rettangolo di gioco. Sì, lancio lungo a pescare sulla fascia destra del campo, ancora il tentativo di raggiungere palla di Bressan, non raggiunge il pallone, palla che termina fuori. Vediamo se è il momento del cambio. Sì, allora entra il numero 17 ed esce il numero 9 Valerio. Allora al 12° minuto di gioco entra il numero 17 al posto di Valerio, e il numero 17 è Tagliapietra, altro giocatore piuttosto importante per quanto riguarda la rosa di Vanni Moscon, che chiede appunto a Tagliapietra di impegnarsi in questo scampolo di partita che gli rimane da giocare per quanto riguarda la formazione appunto della Giulia Sagittaria. Palla ancora per i piedi e abbondantemente fuori dalla porta. Falso fa viaggiare sulla fascia destra del campo, c'era il fallo forse di Bressan, che poi è fortunato perché la palla rimane lì sul rinvio lungo, può andare ancora, ma questa volta c'è il fallo che l'arbitro vede, quindi si ferma il gioco e la Giulia potrà ripartire con una punizione a proprio favore, punizione che va naturalmente giocata adesso con questo pallone per linee orizzontali, palla che viene portata in avanti dalla Giulia con il solito Morassut, cerca di andare sul fondo ancora per trovare Scarpi, cerca di girarsi, non si riesce, due uomini su di lui, anzi era Tagliapietra che ha preso il posto adesso di Valerio, era però sulla, se ne va Canato, entra in area, poi si butta a terra, c'è il rigore. E c'è il rigore su Canato. Allora calcio di rigore al 14° minuto di gioco per la formazione di casa, con Canato che ha fatto tutto il campo, se n'è andato in fondo. Adesso c'è un colloquio tra Canato e Janko, probabilmente tutti e due sono due tiratori dal dischetto, e quindi Canato è andato a chiedere a Janko se voleva tirarlo. Mi pare che Janko abbia detto, da buon capitano, abbia detto di no, l'hai conquistato tu e quindi vallo a tirare tu. E allora Canato tra l'altro ha anche possibilità di allungare la classifica cannonieri, e quindi c'è questa possibilità. Calcio di rigore al 15° minuto di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, con Canato che dal dischetto va al tiro. Assistiamo Canato contro Petracca ed è il gol di Canato sul calcio di rigore che ha premiato appunto la ripartenza della compagine di casa, che stava soffrendo un pochino
contro la Giulia. Adesso 3-1 il risultato, 3-1 riporta un po' di sicurezza nelle casse dell'Eclisse. In casa c'è questa possibilità appunto a cui abbiamo assistito, ancora Canato che gioisce. Stavolta il cuore alla tribuna non c'è stato, però immaginiamo insomma che i ringraziamenti vadano a qualcuno di caro. E vedete ancora con la coppia Canato-Ianco la possibilità, appunto, c'è stata prima questa chiacchierata tra i due per andare a tirare, chi dovesse andare a tirare il calcio di rigore, e lo ha battuto Canato, lasciato, devo dire, da Ianco con ottimo stile da capitano. Cambio ancora, mi pare, se non erro, sì, cambio nelle fila della formazione ospite, mi pare che esca il numero 4 Fuchsa ed entra il numero 16, quindi fuori Fuchsa al minuto 16° ed entra proprio il numero 16 che è il giocatore Manente, quindi Manente gettato nella mischia da Moscon, che chiaramente vorrà avere un quadro anche da questa prima partita in cui siede in panchina, vorrà avere un quadro anche delle realtà e anche delle possibilità dei panchinari cosiddetti, appunto, di prendere posto in campo anche come titolari. Fallo del numero 4 Salamon che ferma la ripartenza della Giulia, con palla che deve essere giocata ancora per vie orizzontali, con Malerba che sta continuando a segnare il campo dove vuole, la zona dove vuole, la posizione dei suoi giocatori. Viene in avanti ancora, fallo, va per le terre un giocatore della Giulia, lasciano lì il pallone capendo che c'era il fallo tutto, e allora c'è il numero 17 Tagliapietra, poi arriva Morassut sul pallone, ma arriva a mettere tutti d'accordo Scarpi, che vuole provare a mettere in mezzo all'area di rigore chiaramente questo pallone. Ha un po' sofferto nel primo tempo la compagine di casa, questi traversoni che arrivano dalla fascia destra del campo, ha lasciato qualche pericolo che poi fortunatamente non si è concretizzato, e l'occasione non si è concretizzata per la Giulia. Scarpi che mette dentro il pallone, la colpisce di testa, il solito Canato, che in fase difensiva va in aiuto alla difesa, può mettere palla in avanti ancora, bravo Falso ad uscire, mentre il Borgo Valbelluna trova il vantaggio al momento sul Caerano per 1-0. Buona l'uscita di Falso che prende palla, la controlla e può far rigiocare il pallone su Gasparini. Stava per complicarsi un po' la vita e allora decide di allontanarla, però molto male, perché la palla è ancora preda della Giulia, che all'altezza della metà campo prova a giostrare il pallone, palla messa a terra elegantemente dallo stesso Canato, che poi rinvia il pallone, palla che viene controllata, esce molto molto bene Cazzaro che spinge sulla fascia destra del campo, va per le terre, c'è il fallo, si ferma tutto l'arbitro e c'è il fallo che consente alla formazione, si arrabbiano quelli della Giulia, ma in questo caso il fallo c'era, e su Cazzaro che se n'era andato sulla fascia destra del campo, quindi diciamo bene, una buona partita per Cazzaro che dopo aver sofferto la settimana scorsa la prestazione appunto contro l'Arcella, oggi direi che ha fatto il suo dovere piuttosto bene, quindi vediamo che cosa nasce da questa punizione che adesso l'Eclisse cercherà di mettere all'interno dell'area per trovare Canato o per trovare Ianco. Non c'è nessuno dei due, arrivava Telesi, ma la palla viene anticipata dall'uscita molto pulita di Petracca, che può rinviare il pallone, può ripartire la Giulia che viene in avanti ancora fiondata sulla fascia destra del campo, e indovinate per chi? Per il solito Morassut, che sta facendo veramente il diavolo a 4 sulla sua fascia destra di competenza, però purtroppo al momento serve poco, perché il 3-1 favorisce il vantaggio ancora della formazione di casa.
3-1 il risultato quando sono trascorsi 20 minuti di gioco nel secondo tempo qui al Comunale D'Agostin di Pieve di Soligo, risultato che è stato in bilico dopo un minuto del secondo tempo, perché Turchetto aveva riaperto la gara, ma poi al 15° minuto di gioco il 3-1 su calcio di rigore di Canato potrebbe aver chiuso la partita, diciamo così, se non commettono errori, se non commettono distrazioni quelli di Pieve. Vediamo. Andiamo a seguire ancora questo tentativo di ripartenza con il lancio lungo di Falso che va oltre la metà campo, non la tocca Canato ma favorisce l'arrivo di Janco, non si intendono i due, palla che viene anticipata dal loro diretto avversario, allora prova a ripartire ancora la compagine di casa, la compagine ospite, scusatemi, con questo pallone che viene bloccato da un giocatore dell'Eclisse, favorendo la rimessa in gioco con le mani per la Giulia che poi sventaglia in avanti, molto bene tra l'altro perché pensavo avesse allontanato in malo modo, invece il solito Morassut va a metterlo in mezzo questo pallone, ma nulla di fatto, ancora l'azione non è conclusa, il tiro del numero 6 che va altissimo, però è stata una bella occasione questa di Chiccaro, un Chiccaro che si è visto pochino, ha fatto lavoro sporco in mezzo al campo fino ad ora. C'è un cambio mi pare, sì ancora, ed è il terzo cambio per la formazione della, però avremmo voluto vedere anche noi il 10 mi pare Scarpi, non abbiamo visto la comunicazione, 10-19, sì 10-19, allora Scarpi che esce al 22° minuto ed entra il numero 19 che è Haika, quindi Haika al nuovo assetto per quanto riguarda la Giulia, tentato da Vanni Mognon, che con il tiro in precedenza, quello di Chiccaro, ha sfiorato ancora la porta, palla alta e quindi poi nessun problema. E c'è stata il terzo cambio in casa Giulia. Vediamo se ci sono cambi anche sulla panchina di casa, grazie. E ora vediamo, entra De Zotti, sì, entra De Zotti e dovrebbe uscire Janko, quindi Janko era reduce da infortunio, quindi 23 minuti di gioco fatto per stemperare, insomma per ritornare con il ritmo, lo abbraccia anche Malerba, De Zotti va a sostituire Janko e quindi perde pochissimo perché guadagna di freschezza naturalmente con l'entrata di De Zotti e guadagna anche, se vogliamo, con la sua posizione. Vediamo dove va a mettersi, ma penso dietro le punte, che in questo caso saranno Canato e Telesi, e quindi De Zotti proverà a giostrare da trequartista come suo ruolo, insomma come uno dei ruoli più interessanti per sviluppare gioco, ma che molte squadre, molte società, molti tecnicismi hanno portato ad eliminare, a sparire dal calcio in questo calcio giocato. Con questa palla che viene riconquistata dalla formazione ospite, lancio lungo in avanti per cercare le punte ma non trovate, sono cambiate adesso con Tagliapietra, con Aika e con Manente, prova a cambiare un po' l'assetto di guida della formazione della Giulia Sagittaria, il buon Gianni Moscon, che le sta dando tutte per cercare di rompere le uova nel paniere alla formazione di casa. Intanto Vanni Moscon però si è anche seduto in panchina, non lo vediamo più davanti alla propria panchina, ha capito che questo può, insomma, questa formazione, nulla di fatto. Adesso si invola sulla fascia sinistra del campo molto male il numero 17 di casa, Ravagnan, quindi palla che rimane ancora lì, quindi 14, vediamo il lancio lungo con questo pallone perso poi sul fallo, va per le terre, Falso.
Stavo guardando perché non so se abbiamo perso un'altra sostituzione, se è rientrato il numero, se è entrato il numero 17 Ravagnan, che io prima non ho seguito, non ho visto nel mio monitor, poi vedremo se riusciremo a capire cosa è successo. Quindi corre il guardialine, c'è un infortunio, c'è Vanni Moscon che è uscito dalla propria panchina piuttosto contrariato, si arrabbia con il guardialine, c'è qualcosa da dire. Quindi la partita adesso sta languendo un attimino. Palla che viene rinviata dal portiere per Canato ancora il colpo di testa cercato ma non trovato, fa anche rima, con una palla che viene data a Falso che la mette a terra con uno stop elegante e poi la prende in mano per arrivare al rinvio. Partita che adesso chiaramente l'Eclisse dovrà cercare di addormentare il più possibile o quantomeno di non concedere spazi e non concedere occasioni alla formazione di Vanni Moscon, che però dimostra ancora di avere le idee piuttosto chiare, di non mollare, di provarci, insomma, quindi è un po' lo spirito di Vanni Moscon questo. Viene in avanti la formazione di casa con il tentativo di girata e di tenersi il pallone, non ce la fa perché il pallone non viene toccato da nessuno degli uomini di Moscon con questo pallone lanciato in area di rigore, palla che termina poi e viene allontanata in fallo laterale da parte di un giocatore dell'Eclisse. L'arbitro corre con il cartellino in mano e se ne va Malerba. Ammonito. Vediamo se c'è l'espulsione di Malerba. Ammonito. Vediamo se esce dal campo. Ah, scusatemi, non è espulsione, è ammonizione, scusatemi, sì. Ammonizione soltanto, cartellino giallo. Era stato un po' traviato da quello che era successo in precedenza, quindi c'è rimessa in gioco con le mani. Ammonito Malerba intanto. Il tecnico dell'Eclisse. Palla ancora in avanti con questa palla giocata male, adesso un po' di confusione, un po' tanta confusione bisogna dire in questo secondo tempo, in questa parte del secondo tempo dove sembrava averla chiusa definitivamente questa partita, invece ancora una volta la formazione di Malerba va a complicarsi maledettamente le cose. Forse ho sbagliato io in precedenza ad aver visto il numero 17, ma è il numero 11, un po' così. Quindi c'è stato soltanto un cambio per la compagine di casa, è quello di De Zotti che ha preso il posto di Ianco. Punizione per Chiccaro che sulla fascia destra del campo vuole trovare in mezzo all'area lo stoccatore per cercare di riportarsi ancora sotto. Vediamo. Chiccaro la mette dentro, è lunga, ma ci arriva un giocatore, un difensore della formazione di casa a spizzare di testa e ad allontanare la paura. Mariuto con le mani, rinvio lungo, molto lungo, tra l'altro anche pericoloso, attenzione, c'è un fallo? No, l'arbitro lascia correre, si mette dentro ancora questo pallone, palla un po' in difficoltà la formazione di casa, vi dicevo, adesso prova a rincorrere, la spallata di Canato che fa sentire il fisico, ammonito il numero 2 Basei, aveva rischiato in precedenza con Ianco, adesso l'ammonizione è arrivata, cartellino giallo per Basei che commette fallo ai danni di Canato e allora la punizione, tirare la formazione di casa alla mezz'ora più o meno, 29 minuti di gioco, 29:30 per l'esattezza per la compagine di casa che ha bisogno di questi 3 punti proprio per rimanere nelle zone medio-alte, ma diciamo anche alte insomma della classifica e quindi puntare, poi vedere un attimo lo spiraglio dei playoff nonostante qualche battuta a vuoto delle scorse settimane. De Zotti che non riesce a conquistare il pallone, può giocarla ancora
ancora la formazione di Vanni Moscon, lancio lungo oltre la metà campo, ma è preda ancora della difesa e in questo caso di Cotali della formazione di Pieve di Soligo, ancora con De Zotti che riparte, mette in moto Cotali sulla fascia destra del campo, attenzione con De Zotti che non arriva al tiro, inciampa, poi il tiro tra l'altro bellissimo perché l'inquadratura non ha seguito il pallone, ma mi pare che fosse finito all'interno della rete, quindi però il gioco era fermo e quindi è bene così perché possiamo vedere la ripartenza della compagine della Giulia Sagittaria, pallone perso da una parte e dall'altra con tanta confusione e allora c'è questa possibilità di giocare ancora una palla prima fermo per la compagine di casa sul pallone De Zotti che lo cede Cotali sarà Cotali a battere. Cotali mentre vanno in area Canato, De Zotti, Telesi dalla parte opposta, quindi prova a mettere dentro questo pallone, vediamo che cosa può nascere, che cosa può venire fuori da questa occasione. Ancora sulla linea mediana del campo, palla che cercava la testa di Canato, non la trova e allora dalla parte opposta il numero 11 Telesi ha timbrato il suo gol, il raddoppio quest'oggi, voleva mettersi in proprio nuovamente, palla che termina però abbondantemente sul fondo, o meglio dire dalla parte opposta, altra sostituzione e allora vediamo il 18 che entra, l'ho visto però non ho capito chi sia uscito perché la Lavagnetta l'11, allora l'11 mi pare di aver visto, quindi bene, tra l'altro 31esimo minuto di gioco, quindi dentro il numero 18 Raccagna che è l'ex di turno, giocava proprio a Pieve negli anni passati e un giovane di buone speranze che mi auguro non si perda nei meandri di questo calcio dilettantistico locale e gli auguriamo tutto il bene immaginabile possibile. Viene in avanti ancora la formazione di casa che prova a manovrare con il numero 3 Tonon fermato, poi a sostegno Cotali che viene in avanti, è buona la verticalizzazione, attenzione con la possibilità di allungare, ma si era alzata la bandierina del fuorigioco, quindi si era alzata la bandierina del guardialine, quindi fuorigioco, ma era stata una bella azione questa dell'Eclisse Careni Pivigina che aveva portato lì davanti Telesi per il tentativo di trasformare ancora, anzi forse era Bressan che aveva cercato il gol non riuscito per l'ottima uscita tra l'altro del portiere, ma tutto vano, attenzione a Falso che decide di uscire e mettersi in proprio con il proprio rinvio lungo di piede, mette in fallo laterale, tocca anche Vanni Moscon la palla, lui era un piedi fini, insomma uno che si sapeva fare con una palla e con i piedi, può giocarla ancora, può giocare ancora il pallone, palla buttata dentro ma in malo modo esce, in qualche maniera lo fa la formazione di casa che adesso ha difficoltà nell'impostazione perché viene a marcare piuttosto alto, a pressare piuttosto alta la Giulia e allora dà qualche problemino alla compagine di Malerba. Rallenta il gioco, 33 e 35 al nostro cronometro per questa gara che vi stiamo commentando per quanto mi riguarda dall'altra parte dell'oceano, insomma in vacanza a Miami. Abbiamo voluto rimanere però vicini all'Eclisse Careni Pivigina e a seguire naturalmente con la nostra radiocronaca e la nostra telecronaca, meglio dire, la partita. Va in avanti Cotali che stava cercando il numero 11 Telesi che si era fatto vedere, palla che non è arrivata, attenzione, esce con grinta il numero 5 di casa dall'Agnol, ma la palla termina tutto dalla parte opposta, si fa male Morassut, il numero 7, crampi, nessun problema, crampi per Morassut che ha bisogno magari di bere qualcosa, ma lui è un lottatore, quindi dentro Morassut si era accasciato vicinanza della panchina della Giulia, avevano anche preso paura, ma poi hanno capito subito che c'era dei crampi e quindi nessun problema. Palla per De Zotti che vuole che Cazzaro spinga in avanti,
il tocco di Canato non favorisce la ripartenza della formazione di casa, favorisce invece con questo errore la ripartenza della Julia. Bisognava uscire magari un po' prima, però in qualche maniera riesce a chiudere il varco e allora può ripartire ancora la formazione di casa, prima fermata, poi bloccata. Adesso si sta un po' innervosendo la partita sul 3-1 per la compagine di casa. Abbiamo visto qualche spinta gratuita da parte di qualche giocatore, quindi c'è un altro cambio intanto, mi pare di vedere. Entrerà il numero 15 e vedremo se riusciremo a capirlo, insomma, chi uscirà. Allora, ancora un po' di confusione sulla parte finale del campo sulla destra. Ecco la sostituzione con il numero 15 che va a prendere il posto di... Vediamo se la lavagnetta si gira. Sì, 7. Allora, Morassut ha dato tutto quello che poteva al 36esimo, quindi fuori Morassut e dentro il numero 15 Jeromin. Quindi ottima la partita di Morassut, che ha dato veramente tanto, ha corso per tutta la gara e adesso respira, insomma, può uscire. Ha fatto il suo il suo dovere l'ha fatto. Chiaramente sul 3-1, come vi dicevo in precedenza, Moscon vuol vedere un po' tutti i suoi giocatori a disposizione per capire cosa può ottenere da questa rosa nel finale di campionato e soprattutto nel finale di questo torneo, di questo campionato di eccellenza. Affidatagli la panchina per la seconda volta in 2 anni, cerca nuovamente il miracolo, quello che è successo lo scorso anno, quello che è riuscito lo scorso anno ai danni del Lia Piave, lo ricordiamo. Rinvio per Falso, che si prende tutto il tempo necessario, il portiere, per rinviare, la mette a terra di petto molto bene Canato, che fa proseguire Cotali di pallonetto fino per il numero 11 Telesi, che va sulla fascia ma viene anticipato, palla che termina in fallo laterale. Non ci sono movimenti sulla panchina di casa, quindi Malerba ci pensa ancora prima di effettuare altre sostituzioni, quindi va a giocarsi il pallone con l'aiuto di Canato e di Tonon. Palla tutta dalla parte opposta in orizzontale, attenzione, viene dentro Cazzaro, che poi si mette in proprio, ha tentato il tiro che è sorvolato abbondantemente sopra la traversa difesa della porta di Petracca, che poi fa velocizzare la ripresa del gioco con il solito Malerba in mezzo alla panchina a dare istruzioni ai suoi e soprattutto ai suoi lanciatori dalle retrovie per dove mettere il pallone. Palla che termina fuori davanti alla panchina della Giulia Sagittaria, ma a rimettere in gioco sarà un giocatore in maglia bianca e bordini rossi della formazione di casa, anticipato, e torna in vantaggio il Sandonà con Brichese all'80esimo. Attenzione, 2-1 del Sandonà sul Porto Mansuè a Mansuè. Era riuscita la formazione di Paolo Zoppas a pareggiare, adesso torna in vantaggio di Siciliano, che è squadra che vuole provarci quest'anno decisamente per vincere il campionato. C'è un calcio d'angolo ed è il quarto per la compagine della Giulia Sagittaria. Va alla battuta Chicaro per la battuta, palla in area, un groviglio di uomini, c'è il colpo di testa da parte di un giocatore di casa Eclisse, palla che viene gettata fuori, la riprende però il numero 17 Tagliapietra, che adesso si è spostato da una parte all'altra del campo. Prima aveva iniziato sulla fascia destra, adesso lo troviamo sulla fascia sinistra, vedremo se rientrerà nella sua posizione. Prende palla ancora Tagliapietra, la appoggia dietro per il tentativo ancora una volta di verticalizzare e trovare il traversone dalla parte opposta. Mamma mia, è finito fuori sulla pista di atletica questo giocatore della formazione di Vanni Moscon.
fortunatamente non si è fatto nulla, tutto sotto controllo, sta per scoccare il 40° minuto di gioco qui al Comunale d'Agostin di Pieve di Soligo, dove la situazione è di 3-1 per la compagine di casa, un 3-1 che soddisfa chiaramente, deve soddisfare perché sono 3 punti importanti all'ancora in avanti per la compagine della Giulia. Non trova il calcio d'angolo che voleva il giocatore della Giulia Sagittaria, palla che invece dovrà essere rimessa in gioco con i piedi, pensiamo, da Falso, il portiere dell'Eclisse, che invita tutti i suoi difensori a salire un pochino di più, e quindi la ripresa mia voce sia sparita, ecco che ritorna l'immagine, quindi ci siamo con questo pallone che ritorna dalle parti di Falso. Falso si prende tutto il tempo necessario, va a fermare il pallone, a raccoglierlo con le mani e poi ad improntare un nuovo rinvio, e deve contare l'arbitro, perché stava contando sul rinvio, e quindi rinvio lungo oltre la metà campo, palla che viene conquistata ancora dalla formazione di casa nonostante un rimbalzo favorevole per quelli della Giulia, palla che va fuori, però c'è un uomo a terra per quanto riguarda la formazione della Giulia Sagittaria. Adesso l'immagine l'abbiamo un po' che balla un pochino, però si rialza il giocatore della Giulia, subito fallo. Vediamo, dovrebbe esserci il calcio d'angolo per l'Eclisse, il quarto calcio d'angolo per l'Eclisse, tutto corto con Telesi, il secondo gol, Telesi per il numero 4 Salamon, poi Cotali che si mette in proprio, prova a manovrare il pallone, ancora Cotali per Telesi che vuole entrare in area di rigore, ci riesce anche, ma poi viene anticipato dall'intervento del suo diretto avversario, prova a ripartire la Juve, non ci riesce, Ptica si fa anche 3 minuti al 45esimo, al 90esimo ci sarà qualcosa da recuperare, perché ci sono stati 5 sostituzioni in casa Giulia, una sostituzione soltanto in casa Eclisse, quindi sicuramente dai 2 ai 3 minuti si recupereranno, quindi si giocherà al 90esimo, ma attendiamo la lavagnetta di Lorenzo Casagrande, il DS di casa Eclisse, che ci segnalerà quando ci sarà la comunicazione da parte dell'arbitro. Il tentativo di spizzata riuscita di Canato, e il tentativo di deviazione mi pare ancora di Dallagnol, che sì, è il 5, ancora Dallagnol, che aveva la possibilità di arrotondare il bottino, quindi Canato per Dallagnol, il colpo non riuscito, quindi fuori e sopra la traversa il che non dà il quarto gol per la compagine di casa. 43-40 al nostro cronometro, con il portiere Falso che si prende tutto il tempo necessario ed utile per invio, per rallentare un po' l'andamento di questo match. Vi ho detto che ha sofferto l'Eclisse soltanto in alcuni momenti, e soprattutto in quel maledetto momento del rientro dagli spogliatoi. È una cosa che sta succedendo da un po' di tempo, e lo avevano combinato anche in questa gara, perché al primo minuto Turchetto aveva riaperto il match, poi chiuso, pensiamo, definitivamente prima con Canato, che su calcio di rigore ha legittimato, insomma,
la forza della squadra, e ha legittimato probabilmente i 3 punti che andranno a raccogliere alla fine di questa giornata. La formazione di Massimo Malerba, 44-39, sta per arrivare la scadenza appunto con il 45esimo, con il 90esimo, palla che viene rigiocata in mezzo all'area, intervento di falso che travolge il giocatore della Giulia. Vediamo, vedo la telecamera che va 4 minuti, allora 4 minuti di recupero nel secondo tempo, si giocherà fino al 94esimo minuto di gioco, quindi 4 minuti da giocare, palla messa in mezzo all'area, la guardano un po' tutti, bisogna stare attenti perché il momento è di quelli che possono creare problemi, perché le due squadre vorrebbero concludere, ma quantomeno la formazione di Pieve vorrebbe concluderla qui. Attenzione, viene in avanti ancora con il numero 6 Chicaro, il traversone con Bravo Dall'Agnol che di testa mette in calcio d'angolo, e c'è il quinto calcio d'angolo per la compagine della Giulia Sagittaria. Andiamo a seguire, c'è Chicaro stesso che va alla battuta. Chicaro mette dentro questo pallone, è il solito Canato a dar man forte alla retroguardia difensiva con il pallone che viene gettato fuori di testa. Prova la ripartenza la Eclisse Careni Pievegina, fallo forse perché c'è una spinta, l'arbitro lascia correre perché il pallone è a favore della Giulia in ogni caso, e allora palla che viene rinviata lunga, prova a giocarla ancora con il numero 14 De Zotti che tiene lì il pallone, poi un piccolo numero per rallentare ugualmente, 46-27. Un minuto se n'è andato di recupero, ne restano altri 3. Pallone che verrà gettato in mezzo all'area di rigore, falso la chiama, immaginiamo, ma ha subito fallo? No, l'arbitro lascia correre, l'arbitro ha lasciato correre, si arrabbiano un po' tutti, non capisco se no, l'arbitro ha veramente lasciato correre dando il calcio d'angolo alla formazione della Giulia su questo pallone dove Falso ha fatto tremare tutti, perché è andato in uscita, ha perduto il pallone, pensava di aver guadagnato un fallo, invece così non è stato e l'arbitro ha lasciato correre e ha concesso poi il calcio d'angolo per la Giulia. Tutto è bene ciò che finisce bene, però, perché fortunatamente per Falso e per la formazione di Malerba la cosa si eclisse qui, se mi consentite il gioco di parole. Palla che viene rigiocata ancora in malo modo dalla Giulia e in malo modo anche in un primo momento da parte dell'Eclisse, che adesso prova a ripartire mettendo ordine, cerca di mettere ordine in questi minuti finali di gioco, 47-47 con il secondo minuto di gioco che se ne va, di recupero che se ne va nel secondo tempo. C'è un fallo che l'arbitro regala alla compagine di casa, ne approfitta anche per andare a parlare e dire qualcosa al suo guardialine. Vi ricordo che l'arbitro è il signor Ferracin di Bassano e da quello che posso aver visto e capito ha detto ai giocatori dell'Eclisse di non rallentare il gioco perché tanto tiene lui il tempo, chiaramente, e quindi c'è questa necessità di velocizzare da parte dell'arbitro per permettere naturalmente alla formazione della Giulia di poter giocare. Adesso un groviglio di uomini con Canato in mezzo a due, l'arbitro non fischia, c'è Canato che va a terra, ammonito il numero 15 mi pare, ammonito il numero 15 Jeromin della Giulia. Canato era in mezzo a due giocatori, ha subito il fallo poi da Jeromin, l'arbitro ha combinato il giallo e Jeromin sembra proprio dire all'arbitro: ma proprio io? Non ho fatto nulla. Vabbè, nulla proprio non è vero, qualche cosina è successo in quell'angolo alla destra del campo di Pieve di Soligo.
Canato è rimasto lì a fianco a Cazzaro. Vediamo se toccano il pallone, si muovono quelli della Giulia, tocca adesso il pallone Cazzaro per Canato. Volevano la deviazione, così non è stata perché non sono riusciti a far deviare e a far toccare il pallone ai giocatori della Giulia, e su questo frangente, su questa azione, su questa palla, al 49esimo minuto di gioco termina la gara qui a Pieve di Soligo, al D'Agostin di Pieve di Soligo. L'Eclisse batte la Giulia Sagittaria per 3-1. Ricapitolo: al quinto minuto di gioco del primo tempo, gol di Canato. Al 19esimo minuto di gioco sempre del primo tempo, raddoppio di Nicola Telesi. Al primo del secondo tempo riapre la partita la Giulia Sagittaria con il suo giocatore Turchetto che va in gol, e poi c'è il definitivo gol finale, il 3-1 finale di Canato su calcio di rigore, che chiude la gara, chiude la partita. Adesso ci sarà il solito giochetto, mi pare, per quanto riguarda Massimo Malerba, che ha questo gioco di lanciare per aria la palla, aspettare che la palla cada e poi i giocatori appunto si buttano a terra. Ogni vittoria che c'è, questo è il giochetto finale dell'Eclisse Careni Pivegina. E allora io ne approfitto su queste felici immagini della formazione di casa per salutarvi e ringraziare la troupe televisiva e l'organizzazione tecnica di Vincenzo Russo e della nostra regia. Mirko Villanova da al di là dell'Atlantico, da Miami, per seguire con passione, chiaramente non mollare, non lasciare mai l'Eclisse da sola. E allora abbiamo seguito, abbiamo anche portato bene. Guai mai che toccherà per forza venire di nuovo a Miami per portare bene. Ci faremo questo sacrificio e questa fatica. Scherzi a parte, a tutti voi buona serata, a voi buona giornata, perché qui a Miami sono esattamente le 11:22 di questa domenica. A tutti voi una buona continuazione, buona serata a tutti. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.